Buongiorno a tutti ragazzi, buon inizio settimana. Questo mese di agosto è stato molto speciale a livello astronomico, nel senso che ragazzi ci sono state tante cose, in effetti c'è stata lo sciame meteorico delle Perseidi, meglio noto come le lacrime di San Lorenzo, poi c'è stata la luna dello Storione il 15 di agosto che splendeva alta nel cielo. Questo era un appellativo scelto dalla tribù degli alcocchini indiani d'America. Ed infine ragazzi a fine mese ci sarà la luna nera. Luna nera perché in effetti sarà non visibile in effetti, quindi ci sarà questo novilunio e quindi automaticamente il nostro satellite, sebbene sia alto nel cielo, ragazzi, non sarà visibile comunque ed è chiamata la luna nera. Ma ci sono tante profezie, tante cose che dicono, ad esempio gli ultimi, quello lì che eh, Made ancora una volta dice che questa luna nera porterà a terremoti o altro, quindi diciamo che le profezie su questo allineamento dei pianeti che Med ha sempre riportato, questo ricercatore diciamo, dice che ci saranno forti terremoti come lui sempre dice, quindi a volte ha indovinato, però a volte, parliamoci chiaro, non ha sempre indovinato, quindi non è credibile al 100%, quindi in effetti il nostro satellite sarà anche una super luna perché sarà vicino alla Terra, quindi sarà nel suo diciamo perigeo, cioè il perigeo è quando sta più vicino alla Terra, invece apogeo è quando sta più lontana dalla Terra, quindi quando ci sta il perigeo pare più grande la Luna, invece quando ci sta l'apogeo invece pare più piccolina, quindi si tratterà di una coincidenza che ci sta questa luna nera e questa superluna, quindi in effetti questo mese ci sono state 5 fasi, di solito ce ne sono 4, ma questo mese in effetti ce ne stanno 5, quindi con tutte queste congiunzioni comunque non ci sarà nulla di che, sarà una luna normalissima, quindi nulla di particolare diciamo già il 9, 10 e 11 agosto la luna in piena fase crescente ha regolato anche degli incontri con Giove e Saturno, quindi diciamo questo mese è stato molto buono a livello diciamo a livello astronomico, quindi si sono divertiti chi giustamente studia astronomia, quindi questo mese è stato per loro ottimo per le osservazioni della Luna, di Giove, Saturno e anche a fine mese ci sarà Marte che sarà diciamo molto vicino alla Terra e quindi sarà visibile molto. Non credete alle stupidaggini che dicono che Marte sarà grande come la Luna perché è una bufala ragazzi, quindi voglio dirlo proprio. Molte persone stanno scrivendo su YouTube oppure sui blog che Marte sarà grande come la Luna il 27 di agosto 2019. Un evento rarissimo si ripeterà solo nel 2287. Ragazzi, è una bufala, non date retta perché questa qui non è vero. Cioè Marte non sarà mai visibile quando la Luna né mo né fra 1000 anni o 2000 anni, quindi non sarà mai come la Luna, quindi è una bufala, è una fake che sta camminando. Quindi se trovate questa notizia lasciate perdere, potete anche leggerla, però non è vera, questo è il discorso. Quindi hanno dato la data del 2287 semplicemente perché Marte sarà ancora più vicino di quanto non lo sia stato in tutti questi millenni, ma solo per questo. Ma non sarà mai visibile come la Luna, quindi è una bufala, anzi bufalissima ragazzi. Quindi non credete a questa bufala ragazzi, anche perché la NASA dice, anche la NASA di fatti ha detto non fatevi ingannare dalla bufala su Marte, se fosse vero saremo in guai seri, considerate le forze gravitazionali sulla Terra, sulla Marte e su Luna, quindi in effetti hanno pure ragione, immaginate la Luna vicino alla Terra ragazzi, la forza che
farebbe contro di noi, quindi sarebbe proprio una sciocchezza. E anche se Marte sarebbe vicino a noi sarebbe uguale lo stesso, perché comunque in effetti tirerebbe sempre un campo gravitazionale, quindi non potrebbe mai, se ci sarebbe ragazzi sarebbero pasticci, quindi non potrà mai essere, quindi non credete a questa leggenda, anzi questo lo fanno per fare visualizzazioni, per far mettere paura alla gente, quindi lasciate stare queste sciocchezze ragazzi, non sono vere. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata. Abbiamo iniziato con una buona notizia, diciamo, la super luna nera, che secondo me non c'è nulla di strano. C'è chi dice terremoti, ma sono solo fantasie inventate perché la luna è nera, perché non sarà visibile. Allora ognuno poi fa le previsioni apocalittiche come sempre. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata.